Siamo a Fornaci Rosse, il festival che si tiene al Parco delle Fornaci in questi giorni a Vicenza. L'ospite di questa sera è Pippo Civati. Civati, in queste serate si parla molto di sinistra, in questi dibattiti politici. A lei chiediamo di quale sinistra ha bisogno oggi il Paese, di che tipo di sinistra? Ma innanzitutto il mio consiglio è quello di farla la sinistra, non di parlarne più. Io odio i convegni, c'è un problema proprio psicologico perché abbiamo di fronte le sfide talmente clamorose e uno spazio politico infinito, perché ormai il PD si è spostato, ha lasciato la sinistra completamente sguarnita, che il problema non è nemmeno quello di costruirla la sinistra, ma di organizzarla, di finalizzare il suo lavoro verso degli obiettivi che devono essere di due tipi. Uno di governo, assolutamente, deve essere chiaro che noi facciamo quello che si fa nelle democrazie avanzate, che è fare una proposta di governo che abbia il consenso informato delle persone e che sia credibile, sia sostenibile, che sia molto lontana da quella del governo attualmente in carica, ma che non sia una roba da matti, perché altrimenti non ci siamo capiti. Mentre segnalo che le opposizioni attualmente esistenti tendono alla roba da matti come concetto, poi se vuole ci torno. La seconda questione, il secondo ingrediente è la partecipazione. Noi abbiamo lanciato i referendum popolari che hanno questa scadenza il 30 settembre per raccogliere le firme, che servono però a restituire ai cittadini, non solo di sinistra, a tutti quanti, un po' di sovranità. Noi pensiamo che questo Parlamento sia un'astronave che vota delle cose che nessuno ha mai promesso agli elettori, che non hanno nessun contenuto razionale a volte, perché poi abbiamo scoperto che addirittura per fare i contratti inventano i numeri, diciamo, quindi forse c'è qualcosa che non funziona, e che quindi c'è la necessità, l'urgenza di misurare non il consenso dei sondaggi, quello democratico, attraverso una discussione pubblica che duri qualche mese, che consenta a tutti di schierarsi e ai cittadini di decidere. Ecco, proprio sui referendum, la raccolta delle firme è in corso in questi giorni, come sta andando? Ma sta andando molto bene, perché poi è chiaro che è una raccolta in controtendenza, no? Si parla della disaffezione delle persone, dell'astensionismo, della distanza dalla politica. Noi vogliamo fare una politica da vicino e anche del vicino di casa, che è poi quello che raccoglie le firme, cioè cercare di riportare in alto il livello del dibattito e in basso il piedistallo su cui siamo spesso tutti issati, perché non è utile né funzionale né serio che la politica sia solo televisiva con le felpe. Io avrei dovuto mettere Fornaci Rosse, no? Perché va di moda, io avrei dovuto fare un tweet. In realtà le cose sono un po' più complesse e secondo me necessitano della partecipazione informata delle persone, insisto su questo argomento. Quindi noi abbiamo un sito che è possibile.com, c'è una pagina dedicata ai referendum, il referendum, poi stasera ne parleremo, magari le illustrerà anche lei, mi aiuterà a farlo in questi pochi minuti. Si possono raccogliere le firme, si possono depositare, si possono sottoscrivere entro il 30 settembre in ogni comune, quindi anche dalla provincia di Vicenza, non soltanto a Vicenza città. Noi facciamo questa sera e in altre occasioni faremo dei banchetti. L'obiettivo però non è tanto quello di farci vedere noi, è di che si facciano vedere i cittadini, per cui lo slogan "basta divano, ritorna sovrano", insomma, è semplice, se lo ricordano tutti. Una domanda sulla politica veneta e la debacle di Alessandra Moretti alle elezioni regionali. C'è, come dire, si poteva fare meglio forse? No, è che non basta candidare probabilmente una personalità nota che sia particolarmente vicina al Premier perché tutto funzioni. Il Veneto si trova di fronte a una realtà complicata come in molti altri territori del Paese, ha una vocazione leghista, diciamo, storicamente tale, addirittura qui di leghisti ce n'erano in campo due, per cui anche questo ha pesato, soprattutto nella città in cui abito, che ormai è Verona, perché la mia famiglia è lì, insomma lì addirittura il centro-sinistra tutto unito praticamente è arrivato terzo, quindi una riflessione in più. Però vede, l'anno scorso avevamo tutti festeggiato invece, perché qui Renzi era andato benissimo, il PD sembrava invincibile, le cose sono più complicate. Le cito un argomento: adesso si dice che si tagliano le tasse a tutti, anche a quelli che le possono pagare, anche sulla prima casa dei sciuri, si dice a Milano, non so come si dice a Vicenza, dei siori, e però poi si taglia il welfare, un po' di sanità, un po' di trasferimenti agli enti locali. Allora io, che sono di Monza, ho vissuto per anni nella retorica del federalismo esagerata, che ha creato un sacco di storture e un sacco di problemi, però adesso quest'idea che a Roma decidano tutto, che i comuni non contino più niente anche se sono quasi tutti amministrati dal partito del Presidente del Consiglio, che tutto questo argomento debba cadere, è folle, e questo secondo me un po' c'entra. Poi
qui sappiamo che l'autonomia è addirittura enfatizzata, no? C'è addirittura una richiesta quasi di secessione in alcuni settori della società veneta, però insomma questo lo dicevo per dire che non è poi Alessandra Moretti o Pippo Civati o il candidato di altre formazioni politiche, il problema è qual è la struttura sociale, culturale e politica sulla quale si costruisce una proposta, che forse quello si poteva fare meglio. Ecco, una proposta politica può essere, per esempio, alleandosi con altre formazioni di sinistra in questo momento. I rapporti con SEL come sono? Ma guardi, io penso che più che allearci noi dobbiamo trovare un obiettivo, un candidato nostro, della sinistra, di tutto quello che si muove libero da Renzi, dal renzismo, diciamo, in tutte le grandi città, le medie città dove si va a votare l'anno prossimo. Io non credo alle fusioni di sigle, anche perché guardi, ce ne sono talmente tante, non è colpa mia, io sono appena uscito dal Partito Democratico, lo dico sorridendo, ma davvero questo problema della sinistra rischia di essere anche un po' un cane che si morde la coda, cioè ci sono tante sigle, ci sarà anche una ragione. Il punto è capire se, come sui referendum, riusciamo ad unirci su battaglie in Parlamento, nella società, in Veneto, a Vicenza, anche in un quartiere, voglio dire, ma con uno spirito che voglia risolvere quel problema, che voglia spiegarlo ai cittadini, senza l'urgenza di essere popolari domani mattina, ma spiegando cose che possono diventare popolari perché le persone le capiscono e le condividono. Questa è la politica, tra l'altro le segnalo che questa è la mia ossessione, che non è tanto ricostruire la sinistra e mettermi insieme con SEL, perché quello ci mette un quarto d'ora, non è questo il problema è ricostruire una politica degna di questo nome, ovviamente ognuno per sé, perché no, non pensiamo di rappresentare la maggioranza degli italiani domattina, cerchiamo di costruire un percorso che interroghi anche gli altri. Io penso che molte persone che sono rimaste nel PD senza condividere nulla di quello che sta facendo il governo si troveranno ad un bivio inevitabile fra qualche tempo, quando avranno da scegliere un programma elettorale che questa volta lo farà Renzi. Di solito non li mantiene, per cui uno può anche sperare che non lo faccia neanche la prossima volta, ma se li dovesse mantenere voglio vedere come fa Pierluigi Bersani o Gianni Cooperlo e quelli come loro, insomma quelli come noi, a votare per una proposta di governo del genere. È una domanda trabocchetto che secondo me, se gli fa, gli mette in difficoltà. Grazie. Grazie.